Scatman's World. Ragazzi, inizia la previsione di Lazio-Milan. Speriamo bene. Il Milan viene da ottimi risultati, veramente siamo messi bene in classifica, un grande Milan, che bello, che bello, che bello. Speriamo che arriva gli arabi, ragazzi, perché sennò qua... Che cazzo? No, niente, oggi ragazzi è la sagra delle cose strane. No, veramente FIFA sta impazzendo oggi. Tra il multiplayer, tra Juve Napoli e tra questa, attenzione, Lazio del gol subito della mamma mia, Gonzales. Notte fonda per il Milan. Good night, good night, good night, la la la. La 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 la. Mexes, Riccardo Montolivo. Escia, vai piccolo faraone, se noi che può fare qualcosa. Bello. Grandissimo Shaarawy. Il Milan è partito bene, proprio in campo, si è visto un Milan dominatore, un grande Milan. Ciao, ciao. L'imbarcata rossonera, l'imbarcheda. Boateng. Stefan El Shaarawy. Vai Elsha. Grande Elsha. Vai Elsha. Numeri di El Shaarawy, peccato. Bojan Krkic, un tiro da dimenticare. La 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 la. Bojan vede Elsha, numeri ancora di Elsha. L'unico che sembra in forma di Shaarawy. Vede Bojan al volo. È proprio uguale Bojan, è proprio lui. Ah, povero Comendone. Sto Milan. Anche Nisugi. De Jong. Nigel De Jong. Bojan ancora. Insiste il Madonna di Dios. Attenzione. Ai. Mauri. La difesa dov'è? Abbiati interviene. Pallaccio di Abbiati. E c'è il gol della Lazio. Hernanes 2-0. Spettacolo all'Olimpico. Ma purtroppo non è del Milan. Kevin Prince. Numeri di Prince. Kevin Prince Boateng. Solo nel gioco. Può segnare solo nel gioco, Fioi. Che golazzo di Boateng, ragazzi. Dai, impegniamoci che dopo qua pensano che gioco male apposta, perché così faccio perdere il Milan, che tutte le volte che ho perso dopo ho vinto. Sì, vabbè, ciao ragazzi, scusami, ma sono abbastanza nei coglioni, che poi neanche è vero, perché il derby l'avevo vinto. Infatti sì, il derby l'ho vinto, però abbiamo perso. È vero, questa statistica è giusta in realtà. Bojan, scusate, sono vaneggi del Comenda, voi non ci dovete fare caso. Bojan per Kevin Prince. Boateng sembra ispirato oggi da qualcuno, forse dalla Satta, che gli ha fatto una pompa. Bojan Krkic, l'uomo del fisico bestiale. Bojanino 2-2. Ragazzi, il Milan l'è tornato, è proprio un gran Milan. Mamma mia. Allora, quando è che finisce questa stagione? Non vedo l'ora, speriamo negli arabi, il 30%. 250 milioni, super acquisti e torniamo al Super Milan. Allora io non so, chi continua a dire che non sono veri tifosi, chi vuole gli arabi, che non è vero. Allora, io capisco che negli anni della Serie B del Milan, insomma 40 anni senza vincere, dagli anni 10 agli anni 50, queste robe qua, benissimo, quindi bisogna fare una squadra che se perde, e questo è scontato. Però adesso il Milan deve difendere veramente un nome leggendario. Siamo la squadra più titolata del mondo insieme al Boca. Non possiamo fare queste figure di merda. Oppure possiamo anche non vincere, ma no, insomma, essere centesimi in campionato. Bojan. Quindi io invito gli ultras, i tifosi, a non essere così, difendiamo la squadra tratta. No, perché facciamo il male del Milan.
Cioè, per esempio, l'Inter continua a dire siamo da scudetto, siamo da scudetto. Cioè, per me si fa solo del male l'Inter di ste robe. L'Inter purtroppo per loro è anni luce da Napoli e Juventus. Magari dico una cagata, magari alla fine l'Inter mi smentisce con lo scudo. Però onestamente l'Inter ha una rosa più forte del Milan sicuramente, perché noi proprio siamo scandalosi. Però non la vedo proprio da scudetto. Infatti nel derby, ragazzi, è stato proprio un derby pessimo. Cioè, pensare che il Milan ha fatto una delle migliori partite, cioè, pensate voi. Cioè, tra l'arbitro, che vabbè, veramente l'arbitro è stato pietoso, e il derby forse uno dei meno tecnici dagli anni 20, cioè, onestamente mi sembrano due squadre veramente in difficoltà, Milan e Inter. Anche se l'Inter però fino adesso non sta andando malissimo. Adesso torniamo sulla partita, attenzione Gonzalez, Pippo Mexes. Ai ai ai, eccolo qua il gol. E Abbiati c'è, Abbia c'è. Grande ecco, squadra che stima molto è Lazio, Fiorentina e anche la Roma, però sta Roma, solita Roma di Zeman, fa 2 gol, ne ciappa Diese. Occhio, bello sto tiro. Vai Abbia, che forse neanche non giocherà nella partita vera. Bojan, vai Bojanino, vai Bojan. Elsha vede Boateng, dai che lasciata, GT ha gasato, lasciata la gasata, ancora. Cos'è, fallo per me? E qua ragazzi c'è il gol di Riccardo. Pronti al gol di Riccardo? Bello, proprio un bel tiro. Che cazzo di punizione ho tirato? Montolivo. Tiro al volo, mamma mia, il Shaarawy. Il piccolo faraone, l'unico campione che ha il Milan in questo momento. Adesso vediamo che quello là di 14 anni, là, che cazzo è? Che lo vogliono buttare, lo vogliono già buttare in primavera a 14 anni, vedremo. Abbiati. Mexes per Riccardo Montolivo, autore di un bellissimo gol in nazionale. Urbi e Manuelson per Kevin Prince Boateng a Bojan Krkic. Voi potete vedere, non gioco mai con Pazzini ragazzi, perché ho un odio per quel giocatore che è una roba, cioè, secondo me è un muso da culo Pazzini, cioè non lo sopporto, cioè, è più forte di me ragazzi, scusate ma Pazzini mi sta sulle balle. Montolivo, Riccardino Fuffolo, dai Fuffolo. Montolivo. Dai, con pareggio va bene, fioi. Anche perché se vincono non va bene, dopo perdiamo sicuro. Boateng, Bojanino. Attenzione, Kevin Prince. E Kevin Prince la mette, ragazzi. Boateng nei giochi segna sempre, c'è niente da fare. E grande Boa. E Boateng. Da 2-0, 3-2 poi. Che partita, fioi. Oh, Gennarino, Gattuso, la. Se ci sono ancora i cori del 15-18. Oh, ma io la telecronaca ancora non ce l'ho, fioi, boh. Forse ragazzi devo cambiare profilo, cioè devo rifare il profilo salvataggio. No! E Abbiati mi salva il culo Abbia. Kevin Prince. Bello, il numero di Prince mi è piaciuto. Attenzione che la Lazio non è morta. Poi è un bel allenatore. De Jong per Stefan El Shaarawy. Elsha fa i numeri. Elsha fa i numeri per Bojan. Bojan Krkic lotta e combatte ma non ce la fa. Gennarino Gattuso. 8. Oggi veramente è una giornata di quelle vaneggiose, ragazzi, scusate, ma sarà il lavoro, sarà lo stress, sarà il calcio, non lo so. Sarà sti Mori di Venezia che dopo partire 0 punti, puttana miseria, qua dobbiamo svegliarci, se no andiamo in Serie B. 80esimo. Gol, mamma mia Abbia. Comunque ragazzi ci sarà anche un video sulla nostra squadra di calcetto e vi invito sempre che se avete voglia traversa di seguire la nostra squadra con le foto, i video, i risultati, le pagellone del Comenda alla Zuliani, mettete mi piace sulla pagina di Mori di Venezia, si chiama Mori di Venezia, c'è il logo del nostro con la gondola, c'è la M e la V con la gondola e potete seguire il Comendone nel calcio vero che vaneggia ancora di più che nel calcio finto del Shaarawy. Vi metto il link anche stavolta in descrizione, chi ha voglia, oh raga. Così vi divertite un po' a prendere per il culo il Comendone. Ho preso 4 nell'ultima partita, nella prima 8,5, o 8 se non mi ricordo, e nella seconda 4.
Emanuelson. Emanuelson ci dimostra che il calcio è poesia. Gli dei brindano con l'ambrosia quando vedono Emanuelson. Abate per Kevin Prince. Boateng! Ragazzi, sta partita da Boateng è da ricordare. Se Boateng gioca bene anche nella realtà, veramente merito del Comendone. E della Sata, perché la Sata... Sai cosa farà la Sata al Boateng? Non voglio neanche pensare. Emanuelson. Vai Ema. Dai, chiudiamola. Cerchiamo, dai, vinciamo. Così sicuramente non vinciamo nella realtà. Gonzalez. Pippo Mexes. E finisce qua, ragazzi. La Milan batte Lazio 3-2. Ragazzi, è un gioco, chiaramente non può essere la realtà. Ve lo dico da milanista, Ragazzi, un saluto dal Comendone. Ciao! Il Milan ha vinto. Siamo su Scherzi a parte.